Buongiorno a tutti ragazzi, anche oggi il tempo è scemo come dico io. È da ieri che il tempo è così ragazzi, ma non piove, ma non ci sono santi. Pure stamattina ci siamo svegliati così. Ieri ho fatto lo stesso video, se potete vedere è uguale, ma non fa una goccia d'acqua ragazzi, proprio tempo cupo e non fa una sola goccia d'acqua. È così da ieri. Fa caldo, ma non fa una goccia d'acqua, ragazzi, che è una cosa pazzesca proprio. Oh, esce il sole, ciao, sapè. Una cosa pazzesca, sapè. Oh, piove, oppure, ciao Nicolas, come dico io, la finisce e si mette a piovere, perché così è pure scemo sto tempo e non se ne può. Oh, esce il sole, vabbè, oppure ti mette a piovere, scegli tu. Ma così proprio. Ma sì, sai, è un tempo scemo come diciamo noi qua al sud. Sia piove, piove, se esce il sole, esce il sole. Se deve piovere, piove, se esce il sole va bene, però così è come se ci prendesse in giro, in effetti. Mo piove, mo piove, mo piove, da ieri che stiamo dicendo tutti quanti così qua. No, no, fra poco piove, fra poco piove. Lo stiamo dicendo da ieri pomeriggio, fra poco piove. Invece proprio ma da ieri pomeriggio che è così, tutti quanti a dire domani mo piove, domani, mo piove, domani. Ma secondo me non piove nemmeno oggi, ragazzi. Il cielo è così però. Sì, sì, sicuramente è finita, ragazzi, l'estate, però. Sì, sì, hanno detto che pioveva, ma di acqua io qua non vedo niente, sapete, per venire a Salerno no. Qua a Salerno città zero. Il tempo è strano, come ho detto io lo chiamo tempo scemo. Neanche una goccia d'acqua, neanche un po' di vento, niente, sta così. Ci ha detto devi piovere, piove, oppure se no esce il sole e buonanotte. Dicono che a Milano ha fatto un sacco d'acqua stanotte, ieri, ma qua proprio zero, proprio. A noi, ma io ci credi più, la verità che vedo anch'io. Secondo me forse domenica, come avevano detto loro, che da domenica ci sta una settimana che piove, speriamo. Ma non credo che oggi piova, la verità. Se no ci dovevano stare, sai, quei bei nuvoloni neri. Qua non ci sta niente, sono bianche le nuvole. Non so cariche di acqua, capì? È tipo come se stesse nafa sopra la. Boh. E speriamo, sai, che legge dice. Anche perché così sta tempo fa stare un po' scemo pure un po' a tutti. A sto punto qua o esce il sole e va e va. O si mette a chiove e buonanotte. Perché stare col tempo così pure è brutto. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata. Sperando che faccio la diretta della pioggia, la faccio 24 ore se viene a piovere, lo giuro. Metto il cellulare qua sopra e lo faccio camminare da solo, senza commentare. Quando piove? 10 ore di diretta. Sai, lo appoggio qua sul davanzale della stanzetta e lo rimango così. Maccaia. Un game strano, eh? E vabbè, sta maccaia come la vuoi chiamare tu? È meglio che se ne va, o piove o rimane il sole. Perché così noi a Salerno diciamo. Eh no, sul davanzale io sto all'ultimo piano, chi se lo ruba, ragazzi? Io sto all'ultimo piano, quindi ragazzi, chi lo ruba? Che vengano per un drone, devono venire. Vedete, in effetti io abito qua, no? Io se lo metto così, ragazzi. Adesso sto appoggiato sul davanzale.
Vedi? Adesso qua sta appoggiato, diciamo. Oppure lo posso girare così. Adesso sta appoggiato, no? Quindi posso rimanerlo così e andare via, ragazzi. Quindi può camminare da solo poi, da diretta. Pure senza che io commento. Io sto al terzo piano, l'ultimo piano, non ci sta più nessuno dopo di me. Quindi diciamo che chi se lo ruba? A meno che non arrivi qualche drone e se lo porta, ragazzi. Sì. Qualche volta lo devo fare, devo fare la prova, devo fare tipo quando fanno quelle cose, sai, hai visto mai in TV quando vogliono vedere i fantasmi? Sì, qualche volta lo faccio, sì. Io lo appoggio sul davanzale, io abito all'ultimo piano, quindi non, diciamo, poi sopra di me c'è il tendone, quindi non si bagna il cellulare, perché c'è il tendone sopra, ragazzi, vedete? Quindi io lo apro e quindi il cellulare non si bagna. Poi lo appoggio sul davanzale. Sì, Samuele, quello stavo dicendo, è nuvoloso da ieri. Che sto dicendo piove, mo fra poco piove, fra poco piove. Ma che? È da ieri pomeriggio che sto aspettando io. Ma che, non niente. E secondo me pure oggi sarà così. Magari a te nero, qua no invece. Qua via è grigio proprio, grigio, grigio chiaro. Quando invece le nuvole sono nere, sono cariche di pioggia. Qua invece no, qua mi pare tutta afa. Mi pare una nebbia quando vado a Torino, ragazzi. O quando vado a Milano, uguale. Lo so che prima o poi arriverà, però speriamo che arriva presto. Oppure ragazzi, posso dire a Salerno c'è la nebbia e vi faccio vedere questo qua, ragazzi. Giuro, ma la nebbia non sta andando, no, a noi a Salerno sta in cielo la nebbia, ragazzi. Facciamo una novità noi, vabbè. Invece di stare sulla strada, a noi la nebbia sta in cielo. Sono 2 giorni che sta qua. Facciamo la novità, facciamo. Io quando andavo a Torino facevo Carmagnola, Cuneo. Ogni sera che mi ritiravo puntualmente usciva sta roba. Io dicevo, ma che cos'è, mamma mia. Io non l'avevo mai vista poi la nebbia, ragazzi, quindi perché qua io non l'ho mai vista qua a Salerno, Napoli, Caserta, diciamo, ma pure in Calabria, quindi io personalmente sono salito su 10 anni fa. No, sto scherzando, Nicolas, il cielo lo vedo così e dico che la nebbia è come la nebbia. Quindi quando sono salito 10 anni fa a Torino ho detto ma che è sta roba? Ah, questa è la famosa nebbia, dissi. Qua stanno facendo i lavori per la ristrutturazione di questo palazzo, che stanno facendo un centro qua, diciamo, sociale, capisci? Per fare tutte le cose sociali, perché siccome qua è un po' particolare, diciamo, il quartiere, allora cercano di fare qualcosa per il sociale, capì? Quindi i bambini li insegnano a fare i lavoretti e queste cose così. Allora stanno sfruttando questo parcheggio qua sotto per fare questo centro sociale, diciamo. Solo che questo si mette la mano di testa tutti i giorni con questi rumori. Quindi è la meglio di no. Sì, faranno il centro quello dell'argilla, il centro quello delle, capisci? Tutte queste cose spuziose. Tipo, come devo dire, arte e mestiere, diciamo così, va. Quando si andava a scuola che si imparano i mestieri, ragazzi. E così vogliono fare qua. Anche perché qua la zona non è particolare, quindi vogliono cercare di fare i ragazzi, capiti, di mandarli sulla strada giusta. Anche se alla fine, se vogliono sbagliare, ragazzi, sbagliano, quindi parliamoci chiaro, chi è buono si salva da sé, quindi non è questo il problema.
In effetti pure io che sono 76, a Cervia, a pensare una cosa, Samuele ti hai fatto solo bagno, solo tu. Sono 10 giorni che stai a mare, Samuele. Non basta quando ti è bronzato, no? Secondo me se guardiamo a Samuele è nero, mo. Samuele, oggi vado a mare, oggi vado a mare, oggi vado a mare. Basta, sai, Samuele, è venuto. Stiamo a settembre, fra poco. Si inizia la scuola. Ah no, sai. Samuele dice, Giuseppe vado a mare, Giuseppe vado a mare. Poi Samuele, sono 10 giorni che vai a mare. E tu lo fermo. Respira, rilassati un po'. Invece no, è di ferro. Scherzo, Samuele. Fatti un bagno pure per me che è meglio. Là. Guarda, io c'ho il mare vicino vicino eppure mi scoccia a volte di andarci, lo giuro ragazzi. A volte preferirei andare in montagna, sa, queste cose così, purtroppo è sempre così. Chi tiene il mare vuole la montagna e chi tiene la montagna vuole il mare, ragazzi, e siamo sempre incontentabili, come dico io. No, non torno a Milano. Milano è buono. Mamma mia. Immagini che è settembre il caos che ci sta a Milano, mamma mia. Una volta sapevo sono andato, dovevo portare un carico di roba congelata vicino al Duomo. Che ci sta un negozio che vende gli arancini sotto al Duomo. E io dovevo parcheggiare il camion, sai? Ma che vuoi parcheggiare? I vigili che urlavano, quello che allora io ho detto, allora fai una cosa, prendi le chiavi e porta la roba tu a questo, ho detto io. E io ho detto, dove devo andare a parcheggiare? Io devo scaricare. Allora ho detto vicino al vigile, queste sono le chiavi, portategli la roba a questo lì. E questo ogni volta diceva, qua non si può mettere, qua non ti puoi mettere, qua non ti puoi mettere, ma io come scarico? Al Duomo ragazzi di Milano, io poi era il periodo quasi di Natale, un casino esagerato. Cinese, ma tutti, ci stava tutto là. Ci stava mezzo mondo là, il spagnolo, il giapponese, ma di tutto ragazzi. Un casino proprio, a Milano proprio, io vedevo che stavano tutti sui motorini, dopo ho capito perché. Samuele, quando sono andato vedevo tutti con i motorini, dicevo ma che qua, tutti i motorini stanno. Poi ho capito il perché. Perché con la macchina statisticamente Milano non si può andare. Perlomeno la zona centrale, quella del Duomo, eh. Poi se incominci ad andare a Verbani e tutte queste altre zone, diciamo, località che sono la periferia di Milano, allora... ma nato caffè mangia fa, sai? Non mi chi sto qua mi è minuto, la verità. Oramai non ce la faccio, ci butti il cellulare appresso, di giù. Qualche mattina mi sento questo. Devo, devo, no, uso l'altro cellulare, questo è nuovo, questo è una Huawei, no, questo c'è un Samsung vecchio, glielo butto appresso, basta che la finisci. Spero che incominci a piovere, che così questi finiscono di fare casino, no, lascia fare maronna. Perché in estate, ieri mi domandavo, Giuseppe, ma che è questo rumore che sentiamo? Oh signore, loco che sta facendo il servizio, quindi no, stanno facendo tutte cose queste. Mamma mia, bello. Qualcuno mi dice, ma come mai ti svegli presto? Ecco la domanda, ragazzi. La risposta è questa. Non se ne può più. Ma che ne so, ci sa. Se fosse per me facessi chiavo mo muovi, mo. Vabbè, voglio. Vado a fare un altro caffè così mi metto la testa più
sveglia ancora, perché chi se ne esce venuto. Questo mi ha scioccato proprio, già la prima mattina abbiamo incominciato bene la giornata. Sai che cos'è? Posso pure chiudere la finestra, non sento rumore perché ho le finestre quelle là doppie, però dopo con sto cavolo come faccio? Quindi chi li vuoi? Cioè se chiudo con le finestre queste qua doppie, che hanno il doppio vetro, non sento più il rumore, vabbè, ma dopo schiatto qua. Quello qua che le finestre aperte si muove. Ok ragazzi, ma caffè un caffè che è meglio, eh? Zitto, se si è fermato, voglio zitto, zitto. Non diciamo più nulla. Vabbè, voglio ci sentiamo dopo, si vede a chiovo, giuro, metti il cellulare qua e lo appoggio qui 3 ore, ragazzi, faccio la diretta 40 ore. E così voglio vedere chi è più forte. Ciao ragazzi, ciao.